Il caro energia incide anche sulle rette delle case di riposo, familiari preoccupati per un possibile aumento delle rette visto i costi esorbitanti che i gestori delle RSA stanno affrontando. Il caro bollette pesa moltissimo, pesa nell'ordine degli 8-10 euro al giorno per ospite, quindi vuol dire un rischio di incrementi nell'ordine dei 250-300 euro al mese. E quello che lamentiamo, che segnaliamo e che denunciamo è il fatto che per la terza volta questo Paese e il Ministro della Sanità fanno un decreto sostegni e noi credo siamo gli unici rimasti fuori ancora una volta. Roberto Volpe, presidente di Uripa Veneto, l'Unione regionale degli istituti per anziani, calcoli alla mano, parla di aumenti del 20%. Per questo risulta incomprensibile il fatto che per la terza volta le RSA vengano escludete dai sostegni dello Stato. Una situazione difficilissima a cui si aggiunge anche il rincaro dei prezzi delle materie prime. In questo momento noi stiamo subendo anche tutta un'altra serie di aumenti che sono gli aumenti che ognuno di noi vede nello scaffale della spesa, per cui per noi sono cresciuti gli alimentari, le lavanderie, il materiale di consumo, cioè quel parametro inflattivo che è all'interno di ogni famiglia e anche all'interno delle nostre gestioni. Quindi io non ho ricordi in 30 anni di aver visto una situazione come questa e la mancanza di aiuti da parte dello Stato, ripeto, rischia di metterci in ginocchio e noi non lo vogliamo. Giovedì è prevista un'assemblea sulla gestione del caro bollette. Se no verranno in soccorso gli aiuti attesi che auspichiamo, probabilmente decideremo che nelle fatture evidenzieremo i costi dell'energia in modo che anche l'utente singolo si renda conto, però la vedo una soluzione estrema. E se gli aiuti non arrivano? Porteremo le chiavi delle strutture ai prefetti, ci sarà bisogno, se siamo ancora dimenticati, anche di azioni eclatanti.